Rio! Ciao! Piccolo mio! Mamma! Lo sapete che giorno è oggi? È il giorno in cui farò una sorpresa al mio pappagallo, al mio cane e addirittura anche a mia madre. Sì, perché voglio vedere la reazione del mio pappagallo quando mi vedrà dopo un mese. Venite con me, andiamo a salutare tutti gli altri perché sto per partire dalla casa degli YouTubers e che dire, ci sarà un bel viaggetto. Venite. Ehi, Kazu, Kazu! Ciao! Dimmi, ciao Crazy. Sono venuto a salutarti perché sto per partire, sto per andare a fare una sorpresa a mia madre, a Rio, al mio cane Maya. Wow, fermo, ma non è che potresti portare Rio qui per qualche settimana magari? No, Kazu, lo so che lo volete sempre vedere, però non è possibile, c'è un aereo, lui si affatica, è un pappagallino neonato. Ok, in effetti hai ragione, però non è che come sa dire tipo papà, non è che potresti insegnargli tipo cazzo, iscrivetevi al canale di cazzo. No, basta, vado a salutare Cap, Kazu, non dire cavolate, vieni. Cap, ma stai mangiando in un momento così? Io sto mangiando? No, mangiando cosa? Cap, lo sappiamo che stai mangiando, sono venuto a salutarti, amico mio. Mettine ancora ti spedisco fuori casa. Sto andando fuori casa, non ti preoccupare. Oh, che fortuna! Ma cosa stai dicendo? Dai, Cap, io sto andando via per fare una sorpresa alla mia famiglia, a Rio, e tu dici che fortuna! Basta, Cap, tu non ti meriti di essere salutato, ce ne andiamo. Dai, ma un abbraccio d'amico non me lo dai, non ti mancherò un po'. Lascia stare i miei biscotti. Va bene, partiamo, raga, ci vediamo direttamente quando sarò a casa per fare la sorpresa a Rio. Ragazzi, stiamo andando da Rio, vediamo quale sarà la sua reazione appena mi vedrà. Rio! Ciao! Rio! Vieni qua! Vieni da papà! Raga, non sta parlando! Lui parla sempre tutto il giorno. Beh, sono in videochiamata con lui. Come va? Cucciolino! Rio, vieni qua da papà, vai, vola! Raga, non vola più. Rio! Ma vieni qua! Ma perché fa così? Non vuole essere preso. Vieni. Eccolo qui il mio piccolino, come va, cucciolo? Come stai? Tutto bene? Vola. Ho capito. Rio, come va? Eccolo qui, raga. Il mio pappagallo. Amore mio, come stai? Che bello, raga. Che bellino. Cosa hai fatto tutto questo tempo senza paparino? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Mia madre in questo momento non c'è, raga. Quindi tra poco vedremo la reazione di mia madre, perché non sanno che io sono qui in casa. Quindi oltre che essere una sorpresa per Rio, sarà una sorpresa anche per mia madre, per Maya, che sarebbe il mio cane. Come va, cucciolino? Aia, mio amore. Ok, diciamo che è rimasto a bocca aperta quando mi ha visto. Possiamo dire così. Adesso diamogli la pappa. Ragazzi, abbiamo preparato la pappa e adesso gliela daremo al pane. Amore mio, che fai? Vediamo come se la mangia. È sempre imboccato, vuole essere. Ragazzi, è contento. Si vede, guardate come arriccia il pelo. È contento che io sono qua. Rio, mi sei mancato, cucciolino. Che hai fatto tutto il tempo? Senza paparino. Raga, è bellissimo. Votate da 1 a 10 quanto è bello il Rio. Continuiamo a dargli la pappa. Stavo dicendo che è veramente veloce. Ha detto papà. Raga, l'avete sentito? Ha detto papà. Bellissimo. Papà. Ciao. L'ha detto! Piccolo mio, hai detto il tuo nome, hai detto Rio! Mi mancherai, amico mio. Alla prossima. Ci vediamo il prossimo mese. Ragazzi, siamo appena arrivati. Mia mamma praticamente è con degli amici qua in campagna, non lo so. E adesso gli faremo la sorpresa. Lei non sa niente perché proprio mi è venuta questa mattina il pensiero di venire in Sicilia e fare la sorpresa a tutti dopo che da un mese non mi vedono. Guardate dov'è mia madre, raga. Guardate dov'è. Ok, di qua non si vede. Seguitemi. Sta parlando con il figlio della sua amica. Mamma! No, ma tu che ci fai qua? Ciao! Ma tu non eri a Roma! Ero a Roma, ti ho fatto la sorpresa! Come va? Ma sei tu? Sono io, mamma! Rossa. Sono io! Come Non va? ci posso credere! E sto anche registrando! Non ti posso togliere questa telecamera! No, che
sono venuto a casa. Ma quando sei Sono venuto? venuto a casa per fare la sorpresa a Rio. E allora ho detto, facciamola anche a mia madre. No, non ci credo. Sei contento, amico? Sì, sono contenta. Mamma mia, raga, Oh, mamma tu mia. non te ne vai più di qua. No. Tu rimani qua. Mamma, No. domani in giorno, No, domani no, mattina no. al volo. No, tu rimani Ragazzi, qua. mia madre non No, sa no, che no. domani mattina devo riandare nella casa degli youtuber con K e gli tu altri. rimani qua con me. Non posso. Non è possibile. Aspetta, mi devi dire una cosa, mamma, dov'è Maya? Oh mio Dio, voglio vedere la reazione, Vediamo raga. cosa fa, ma non ci posso Vediamo cosa fa, vediamo cosa fa. Domani non te ne vai. No, mamma, qua. domani devo No, andare non mi là, interessa, vai. non Vediamo, mi interessa. vediamo la Ti faccio reazione. vedere la No, maglietta che... Maya! Guarda, guardatela! che bella, Ciao! Vieni qua! dolce, Ciao Maya! Amore! Maya Ragazzi! ti vuole bene. Guardate come muove la coda! È contentissima che mi sta Diglielo, vedendo. Guru, domani non te ne Come vai. Rimani con... Ragazzi, Maietta! Che dolce! Che fai? Cucciolina, guardate che contenta! Guardate che contenta! Di solito lei in braccio non vuole... Ecco, adesso si è stufata. E Dio cosa ha fatto? Si è Dio, stufata. quando ti ha Rio è rimasto scioccato. Maietta! Non ci credo, Ma non ti ci voglio posso bene! credere. Ragazzi, questa sorpresa è stata veramente fantastica. Mi è piaciuto, mia mamma è ancora scioccata. Anche Maya effettivamente che è qua che... Maya, togliti. No, dopo. Maya, vieni qua, Maya. Ecco, anche Rio è rimasto veramente scioccato quando mi ha visto, perché io non l'avevo mai visto così. E quindi è stata un'ottima sorpresa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo voi quale scherzetto? Perché basta, abbiamo fatto sorpresa, adesso è il momento degli scherzetti. Quindi commentate con hashtag scherzo. E io appena arriverò nella casa degli youtubers farò uno scherzo a K e Kazu che se lo ricorderanno per tutta la vita.